Lovett Kingsley è arrivata a Bassano del Grappa per presentare il suo libro La ragazza del mare grazie all'aperilibro, l'incontro con l'autore seguito dall'aperitivo, ideato e offerto dalla libreria La Bassanese di Bassano del Grappa. Un viaggio senza ritorno attraverso la disperazione e la speranza, causato da violenza e false promesse. Allora, in sintesi, trovi una ragazza giovane che è stata ingannata, tra l'altro, l'ha scoperta dopo, e che si ritrova poi in un paese che non conosce, tra 100.000 persone, e all'improvviso su una barca dentro il mare, e dopo giorni si ritrova in un altro paese che non conosce e non conosce neanche la lingua, che è in Italia, e da lì scopre che è stata ingannata perché non era il posto in cui gli è stato proposto fin dall'inizio, ma un paese molto lontano da casa. E questa ragazza si ritrova a lottare, a voler realizzare i suoi sogni, che è quello di studiare, e a scrivere questo libro che si chiama La ragazza del mare, che racconta dall'inizio, non alla fine perché ancora continua, del suo tragitto e di tutti gli inganni. E diciamo, lo scopo di scrivere questo libro è un messaggio, è un qualcosa dedicato anche per gli altri. È un libro che ho scritto cercando comunque di raccontare non solo la mia di storia, ma quello di tantissime altre persone, soprattutto quelli che non sono riusciti a raggiungere il posto che volevano, che sono morti, che fino ad oggi queste cose non vengono mai riconosciuti. Tanti di quelle persone che sono morti sul mare li chiamano per numeri, non per i loro propri nomi. E anche per dare il messaggio che comunque una persona che va via di casa non solo per la sua volontà, ma può essere per tanti fattori, sia attraverso l'inganno e anche la voglia di voler cambiare la situazione di vita e di lottare per un futuro migliore, perché tutti abbiamo il diritto di farlo. Questo è il libro che comunque parla non solo per me ma anche per le altre persone. Lovett, appena sedicenne al momento della traversata, ha condiviso il suo racconto di coraggio con il pubblico della Bassanese, un incontro imperdibile moderato dal professore e educatore locale Gianni Zen. Adesso cosa pensi per il futuro? Non c'è una fine perché ho ancora voglia di mangiarmi tutto quello che posso, studiare tanto e dimostrare non solo alle persone che mi hanno ingannata, ma anche alle persone che non riescono a comprendere determinate scelte che fanno gli migranti. Quindi dimostrare a tutti che anche se sei un migrante e ti ritrovi in un altro paese, puoi essere una persona decente e non quello di cui parlano, che sono tutti, che ne so, ladri oppure drogati in qualche modo.